Posso partire? Buonasera signore e signori, ben arrivati. Il tempo è tiranno, dobbiamo approfittare della luce che il sole ancora ci concede. Io devo innanzitutto ricordare che siamo tenuti a portare la mascherina e a mantenere il distanziamento. Mi fa molto piacere che questa sera, qui al termine delle celebrazioni nel giorno di Santa Augusta, abbiamo la possibilità, la fortuna, il dono di ascoltare da parte dell'Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento questo concerto. Ieri sera siamo stati privati, per così dire, della magia del fuoco, dei fuochi, ma questa sera ci viene restituita, ecco, la magia dei suoni e di Vivaldi. Ecco, dico solo questo. Grazie in maniera particolare al maestro che si è fatto tramite organizzatore di questo evento. Passo la parola. Io ringrazio l'orchestra che è qui con noi per farci sentire i suoi bellissimi suoni. Non poteva essere una scelta migliore del programma delle 4 stagioni di Vivaldi. Voi conoscete tutti Antonio Vivaldi, che è stato un prete musicista molto famoso a suo tempo e che è diventato famoso proprio per queste sue 4 stagioni che adesso io riassumerò in poche parole. Il primo brano è il concerto Mi maggiore, La primavera. La musica segue man mano i versi e quindi l'allegro iniziale descrive il canto degli uccelli, il largo rappresenta il pastore che riposa con il suo cane e poi abbiamo la danza finale. Vivaldi cura ogni dettaglio per rendere più realistica possibile l'azione descrittiva, così ad esempio con i violini rappresenta il fruscio delle foglie, con le viole il latrato del cane, il pastore che dorme è rappresentato dal violino solo. A seguire abbiamo l'estate. L'estate è un concerto di grande efficacia descrittiva, dei toni accesi e violenti, che riflettono la gravosità e la calura di questa stagione, è la nostra. È il temporale improvviso il maggiore protagonista. Si avvicina da lontano per poi erompere con fragore nell'ultimo movimento. L'autunno è presente in questo concerto con il primo e il secondo movimento dedicati al vino, il terzo alla caccia, e poi inizia così la gioia della vendemmia, cui segue l'ebbrezza provocata dal vino in un'atmosfera sognante. L'allegro finale è un giocoso fremito tra solo e tutti che ripropone i ritmi della caccia. Termina questo concerto dell'opera ottava, l'inverno. Dei 4 concerti questo è il migliore, sia per l'equilibrio costruttivo, sia per intensità espressiva. In particolare sottolineo i contrasti espressivi per descrivere l'azione del vento e il pizzicato che imita la pioggia. Noi abbiamo questa orchestra che stasera si presenta qui con 2 violini solisti che sono Christian Sebastianutto e Leonardo De Poi, e poi gli altri che sono Martina Orlando, Nadia Perovic, Veronica Ratigman, Viola Domenico Mason, Simone Tieppo e Paolo Carraro ai violoncelli, Alessandro Bizzarro al contrabbasso e Daniele Donadello al continuo. Buon ascolto. Poi ci sono ancora dei libretti, se qualcuno li vuole.
Scusate, rubo solo 2 minuti. Volevo solo ringraziare i fautori di questo bellissimo concerto. In primis, grazie per l'ospitalità a Don Michele e per l'organizzazione al maestro Camillo De Biasi.
Volevo ricordare che questo concerto è organizzato da 2 associazioni che collaborano ormai da anni insieme, che sono appunto l'Orchestra Accademia d'Archi Arrigoni, di cui ringrazio il presidente, ho visto arrivare, Sante Fornasier, laggiù in fondo, il maestro Domenico Mason, che ha la viola, mimetizzato, l'associazione Accademia Tetracordo con la presidente Giuseppina Darios, che è da qualche parte, anche lei, eccola lì. Tutti quelli che hanno fatto pubblicità, i volantini, i manifesti, di tutto e di più, spero di non aver dimenticato nessuno. E grazie a tutti voi di essere venuti fino a quassù. Io sono molto contenta perché era una cosa che volevamo fare da anni, questa di onorare Sant'Augusta, ma soprattutto cioè il posto, il tramonto e la bella musica. Spero che vi sia piaciuto il concerto. Vi ricordo solo un altro appuntamento sempre dell'Orchestra d'Archi Arrigoni, che sarà il 5 settembre alle ore 20:30 in piazza del Duomo di Ceneda. In quel caso eseguiremo tutta musica di Mozart, non solo Mozart figlio ma anche Mozart padre. Buona serata, grazie ancora. Forse ci sarà un bis, credo.